Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti. Mister, gli dico una data, 12 ottobre 2024, è il tuo insediamento nuovo sulla panchina del Chievo. Se il campionato fosse iniziato con quella giornata, ora la tua squadra si troverebbe in prima posizione. Sì, il mio primo pensiero è rivolto ai giocatori, alla squadra, perché stanno facendo un lavoro eccezionale, i risultati si vedono non solo in campo ma anche dal punto di vista dei numeri. Il secondo pensiero è rivolto a chi ha voluto che io tornassi, perché evidentemente ci ha visto lungo, e poi c'è il Desenzano, che è la cosa più importante. Quindi andiamo a affrontare una squadra molto forte, con degli interpreti di categoria superiore, una squadra che ha un obiettivo ben preciso, che sta facendo e ha fatto investimenti per far fede a questo obiettivo che hanno un allenatore che è fra i più bravi e più vincenti della categoria, perciò sarà una partita bella da giocare, ci siamo preparati nel miglior modo possibile, siamo pronti, abbiamo voglia anche di confrontarci contro una squadra forte, perché arriviamo da un buon momento, perché siamo nella situazione giusta per andare a provare a fare un'impresa come quelle che abbiamo fatto. Quel 12 ottobre al tuo arrivo, la partita finì appunto tra Chievo e Desenzano 0-0, adesso il ritorno, in mezzo un girone, è passata proprio una classifica perché la posizione del Chievo è cambiata e in questo momento si trova a 6 punti dal Desenzano che è il secondo in classifica. L'avresti detto quando sei arrivato allora? No, indubbiamente no. Sarebbe stato difficile pensare a una cosa del genere, però nel mezzo c'è stato tanto lavoro, tanto sacrificio da parte dei ragazzi, tanta applicazione, e quindi diciamo che abbiamo raccolto i frutti di quello che è stato fatto in questo periodo, che è stato un lavoro positivo, di armonia, dove ci siamo conosciuti meglio, abbiamo tracciato un obiettivo comune e stiamo continuando a ragionare nell'ottica di provare a stupire, che è la cosa che piace di più. E questo si vede anche il miglioramento dai dettagli, perché comunque il Chievo, non dimentichiamocelo, sta arrivando da un filotto positivo di 6 risultati positivi, 7 con l'ultimo pareggio contro la Folgore. Se proprio quel pareggio con la Folgore sta stretto per 1000 motivi, per come è arrivato il gol degli avversari e quant'altro, vuol dire che questo Chievo ha ancora più fame e non si accontenta. Ma la fame ce l'abbiamo sempre avuta, credo che si veda. L'ultima partita, ad esempio, secondo me abbiamo anche un pochettino accusato dal punto di vista fisico le fatiche, però siamo stati sempre in partita, la sensazione è che la squadra sia molto compatta e che sfrutti al massimo quelle che sono le loro caratteristiche e individualità, perché indubbiamente parecchi giocatori stanno facendo cose eccezionali, quindi sono figlie di una positività, come ho detto prima, di tutto l'ambiente, e noi dobbiamo semplicemente continuare su questa strada, senza porci l'obiettivo di dover vincere per forza, ma con l'ambizione di fare di tutto per arrivare a ottenerla, che è la cosa più importante. Dovevamo raggiungere la salvezza nel momento in cui sono ritornato in panchina, perché sembrava una cosa molto difficile. Oggi poter pensare di fare qualcosa di più la dice lunga su quello che è il Chievo oggi, e mi auguro che possa essere per il futuro, perché l'ambiente è sicuramente positivo, la gente è tornata ad avvicinarsi alla squadra, si percepisce che c'è fiducia nei confronti di questi ragazzi, perciò da parte mia è un piacere essere dove sono, è un piacere allenarli, e continuiamo così. L'ultima, senza turni infrasettimanali, hai avuto una settimana intera insomma, per preparare questa partita. Come stanno i tuoi ragazzi e Capitan Brighenti? Questa partita potrebbe iniziare dal primo minuto? Ma allora i ragazzi stanno bene, sì, il Brighe chiaramente è rientrato da 3 giorni di febbre. Oggi pomeriggio vado insieme a qualche giocatore a vedere Marchesini, che giocherà un tempo con la Juniores apposta perché lo aspettiamo, visto che è un elemento che ci serve molto. Tutto il resto stanno bene, sono pronti, quindi tocca a noi. Grazie mister. Grazie.